Francesco Quaglia è un nuovo giocatore della Fortitudo Moncada. Il centro, proveniente dalla pallacanestro Cantù, società di Serie A, è toscano, è un classe 88 ed è alto 207 cm. Il nuovo giocatore biancazzurro è a disposizione di coach Franco Ciani. È un giocatore che ha grande fisicità, dichiara lo stesso tecnico, ed è una importante presenza in aria. Francesco è compatibile in chiave tattica con tutte le nostre soluzioni, può giocare con Cannon e con Guariglia in alcune situazioni tattiche, ma anche insieme a Sousa. In un momento di difficoltà e di emergenza dovuto all'infortunio di Giacomo Zilli, abbiamo trovato una soluzione che sicuramente di non difficile inserimento in un canovaccio tecnico e tattico che gli sta addosso in maniera corretta. Ed ora occupiamoci di calcio. In eccellenza, dopo il pari esterno di Coppa Italia dilettanti, il Canicattì ritorna a giocare sul proprio campo per ospitare il CUS Palermo. Una gara da prendere con le pinze, anche se l'avversario non è di quelli così insormontabili. Alliotta delicata che è alla ricerca della sua 12ª vittoria consecutiva di campionato. Si ritroverà il Dattilo Noir che ha battuto la scorsa domenica la terza forza del campionato, vale a dire il Città di Sant'Agata. Infine gioca in campo esterno il Pro Favara sul campo della Parma Valle. È uno di quei turni il cui esito delle gare potrebbe ridisegnare la classifica. Stiamo parlando del campionato di promozione Girone A. In alto spicca lo scontro Albatros Fair Play Don Carlo Misilmeri, con quest'ultima che cerca il pass per puntare diritto al salto di categoria. Un'altra gara che interessa da vicino l'Olimpica Acregas è Cinque Torri Folgore e Monreale. Se quest'ultimo, che precede di un punto proprio la compagine dei Templi, non riuscisse a fare il risultato, verrebbe scavalcato in classifica dai ragazzi di Giovanni Falsone, che così balzerebbero al quarto posto. È chiaro che l'Olimpica Acregas deve vincere a Villabate, altrimenti sono previsioni al vento. Per quanto riguarda le altre agrigentine, il Casteltermini ospita il Vallelunga, il Camarat sarà fuori con la Cenerentola del torneo, vale a dire il Vis Borgonuovo, e infine il Gattopardo sarà di cena a Salemi. Ritornando all'Olimpica Acregas, il Villabate è un avversario ostico e imprevedibile e sinora ha ottenuto 5 vittorie, ha vinto con il Salemi, ma ha subito 13 sconfitte, 6 pareggi, ha una difesa tra le più perforate del campionato, 51 reti subite, e sinora è andata a segno 23 volte. Thomas Dambra 10 reti e Nicola Biancorosso 7 sono i suoi migliori bomber. Praticamente in due hanno realizzato 17 reti, mentre la differenza di 6 sono dei compagni di squadra. La gara si disputerà allo stadio Luigi Zarcone, rimessa a nuovo e in erba sintetica. Questa invece la terna arbitrale. Giuseppe Lipari di Trapani, collaboratori Salvatore Barbanera e Daniel Vito La Rosa di Palermo. Infine riposano i campionati di prima, seconda e terza categoria.